Edizione numero 7 di successo sotto tutti i punti di vista dell'Edera Film Festival appena conclusosi. Un bilancio positivo per numero di pellicole e per la qualità, 36 film in concorso che hanno visto il lavoro dietro la macchina da presa giovani registi under 35, i talenti del futuro che grazie al festival hanno potuto mostrare al grande pubblico le loro capacità. Che vuole dare spazio a chi si avvicina a questa magnifica professione, ha pochi spazi e trova nei festival il canale privilegiato per poter portare al pubblico le proprie visioni, i propri sogni. Oltre ai film in concorso nelle diverse categorie, molti gli eventi collaterali, come i panel sulla sostenibilità ambientale, la sezione fuori concorso di Veneto Doc con uno spazio dedicato ai giovani del territorio, in particolare agli studenti delle scuole superiori, e poi una serata dedicata alle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 con la proiezione di un documentario del 1956. Nonostante la sua chiusura ufficiale, le pellicole del festival continueranno ad essere protagoniste anche nelle prossime settimane. A differenza degli anni scorsi però è stata un'edizione quasi più riconoscibile, più identitaria e abbiamo concluso questa serata con la promessa di riprogrammare molti dei lungometraggi perché sono stati molto apprezzati, quindi si può dire che l'Edera Film Festival non finisce questa sera. E l'Edera Film Festival troverà seguito anche all'interno della Mostra del Cinema di Venezia. Avremo un'appendice importante alla Mostra del Cinema di Venezia, nello spazio della Regione Veneto, con un panel sulla leadership femminile.